Presenti 37, votati 37, maggioranza 19, favorevoli 24, contrari 12, astenuti 1. La delibera viene approvata. Votiamo la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. Presenti 37, votati 36, maggioranza 21, favorevoli 24, contrari 11, astenuti 1. L'immediata eseguibilità è stata votata. Passiamo alla delibera 47. Ratifica delibera della Giunta Comunale numero 240 del 2009 del 37 del 2009 avente ad oggetto variazione di bilancio di PEG per spese correnti. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. 37 presenti, 37 votanti, maggioranza 19, favorevoli 24, contrari 12, astenuti 1. La delibera viene approvata. Mettiamo in voto l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. 37 presenti, 37 votanti, maggioranza 21, favorevoli 24, contrari 12, astenuti 1. Mediante eseguibilità viene votata. Passiamo alla delibera successiva 48. Ratifica delibera della Giunta Comunale numero 271 del 21 agosto 2009, avente l'oggetto variazione di bilancio e di PEG per lavori di realizzazione nuova scuola materna di Villanova. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. 37 presenti, votanti 37, maggioranza 19, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 12. La delibera viene approvata. Ora mettiamo in voto la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. 37 presenti, 37 votanti, maggioranza 21, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 12. L'immediata eseguibilità è stata votata. Passiamo ora all'ultima delibera, numero 49, verifica dello stato di attuazione dei programmi 2009, articolo 193 del testo unico dell'articolo 45 del regolamento di contabilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. Presenti 37, votati 37, maggioranza 19, favorevoli 24, contrari 12, astenuti 1. La delibera viene approvata. E così abbiamo concluso la prima fase. Ora, come da accordi presi, si procede